Grande partecipazione in tutto il Veneto al tradizionale Falò dell'Epifania, che ha visto ovunque grandi fuochi con buona pace degli ambientalisti, ma nessuna particolare previsione, vista la direzione delle faville del fuoco, per l'anno successivo ad uno dei bisestili più infausti del dopoguerra, intendendosi per conflitto bellico mondiale il secondo del Novecento. Tra i più seguiti quello di Noale, collocato in mezzo alle province di Venezia e Padova, dove ben 8.000 persone hanno ammirato il grande allestimento a cura della Pro Loco, dove la direzione delle faville, come detto, non ha consentito di capire se finalmente potremo tirare un sospiro di sollievo o nuovamente preoccuparci, anche se ormai ci siamo abituati a farcene una ragione. I borghi non hanno risparmiato critiche alla classe politica, chiedendo anche più cura per l'arredo urbano, leggi marciapiedi e sollecitando i più ostinati ad evitare polemiche sull'inquinamento, già a dire il vero ben oltre i livelli di guardia, chiamando piuttosto un brindisi per esorcizzare i cattivi pensieri e provare a guardare avanti con ottimismo. Sembra un'autentica impresa coi tempi che corrono, e se è vero che al peggio non c'è mai fine, si può solo sperare di aver definitivamente toccato il fondo, oltre il quale, pur con tutta la buona volontà, risulta praticamente impossibile andare.